fondamentale faccia cambiare la scelta regionale. Non mi piace? Miope vuole privarsi di un diritto primario quale la sanità in un bacino di 130.000 utenti e noi siamo dritti, non siamo ancora in grado di protestare, di farci valere. Ringrazio i sindaci perché come primi cittadini finalmente anche loro sono scesi in strada in difesa dei diritti dei loro cittadini. È una lotta importante che stiamo affrontando per rispondere positivamente ai nostri bisogni, i bisogni vostri, i bisogni della cittadinanza. Sì. Permesso che passa... Vieni qua però. Mi pregio di nominare le adesioni perché è importante appunto anche mettere in evidenza chi c'è. Se non nomino qualcuno siete pregati di venire a dirmelo perché al limite l'integrazione sarà fatta successivamente, ma a me risulta esserci intanto i sindaci della Riviera del Brenta, poi vedremo chi c'è, chi non c'è, anche su questo eventualmente si potrà capire e discutere, l'importante comunque è che la grande maggioranza siano qui presenti. Ci sono i consiglieri regionali, mi sembra di aver visto Pettenò, Piccolo, Pigozzo, c'è anche il Pipitone dell'Italia dei Valori, anche l'Italia dei Valori si è aggiunta a questa manifestazione, c'è la CGL Venezia, la SPICI CGL Venezia, lui il Veneto, CIA Pensionati, Partito Democratico di Venezia, Partito Democratico della Riviera del Brenta, Lista Civica La Forza dei Noalesi, e questo è fondamentale perché significa che anche Noale condivide la nostra battaglia e non è dolo, quindi non ci possono neppure tacciare di essere campanilisti, perché la proposta che noi facciamo è per rilanciare il nostro ospedale ma anche la sanità complessivamente nella Riviera e nel Milanese, quindi anche eventualmente per un rilancio dell'ASL 13. C'è l'Ascom Dolo, importante anche questa partecipazione, l'IDV come ho già detto, Fratelli d'Italia, quindi credo che ci sia anche una rappresentatività politica fuori di ogni pretesto di polemica, l'associazione artigiani e piccola impresa Città della Riviera del Brenta, ci sono altre partecipazioni personali, poi mi pregio di nominare chi da sempre ha partecipato al comitato e a questi va un grande ringraziamento perché il lavoro è stato sodo e sicuramente ottimista e questo ci ha permesso di arrivare fino a questo momento, che sono il comitato Bruno Marcato, grazie, grazie davvero, il comitato Bruno Marcato, il Ponte del Dolo, Sinistra Ecologia Libertà, Opzione Zero, AMPI, alcune sezioni dell'AMPI, soprattutto questa di Dolo, Rifondazione Comunista, non so se lo dico bene, in difesa dell'ambiente di Fiesso, Movimento 5 Stelle, Circolo Hauser Dolo, Aido Dolo, Mira 2030, Associazione Culturale, queste sono associazioni che si sono aggiunte poi ma che ci appoggiano in pieno, Associazione Culturale Arcobaleno Dolo, Associazione Isola Bassa di Dolo, siamo qui a casa loro, un'associazione che da sempre incentiva le manifestazioni e le cose che possono rivitalizzare Dolo, Mira fuori dal comune, sono un po' mischiati come vedete, Insieme di Stra, Psiche 2000, Associazione Diabetici Riviera del Brenta. Credo che queste sigle facciano capire come la partecipazione sia ampia, multicolore e non di una tendenza o di un'altra.